Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Il tema è sempre quello, perché è centrale, perché è attenzionato e perché merita di essere, come dire, sempre stimolato, è quello della sanità. In questa regione sono anni che si parla sempre di questo problema. In molti si sono, come dire, candidati a risolverlo, ma poi stringi, in effetti i problemi sono rimasti tali e quali. In quest'ultima fase, in questo inizio d'autunno caldo in tutti i sensi, anche dal punto di vista meteorologico, torna prepotente questo argomento anche in virtù del fatto e alla luce delle audizioni che ci sono state nella Commissione Sanità del Senato, sia del Presidente della Giunta regionale Oliverio che del Commissario Massimo Scura. Entrambi hanno fornito alla Commissione elementi per un giudizio complessivo su come vanno le cose in questa regione, che non vanno assolutamente bene per una serie di problemi che cercheremo di sciorinare oggi qui, vero Massimo? Ci sono una serie di problemi. Ci proviamo, ci vorrebbero forse una decina di trasmissioni per sciogliere i problemi della sanità, comunque proviamo a fare questa sintesi. C'è però un particolare che non può sfuggire, fino a poco tempo fa a chiedere la sostituzione del commissario era, diciamo, il blocco di maggioranza, cioè i partiti, i consiglieri, i movimenti che sostengono il governo di Oliverio. Da qualche tempo a questa parte ci sono anche esponenti di Forza Italia che stanno pigiando il piede sull'acceleratore. Stamattina c'è stata una conferenza stampa del senatore Siclari, il quale dice, ieri ha mandato una nota, Massimo, se tu hai visto, dicendo domani vi spiego perché sostituiamo Scura. Più o meno queste grosse rivelazioni. Vi spiego perché sostituiamo Scura. Stamattina evidentemente aveva convocato la conferenza stampa proprio in virtù di questo fatto nuovo che avrebbe dovuto vedere la luce oggi. In realtà questo fatto nuovo non c'è stato, perché alla riunione del Consiglio dei Ministri ieri di tutto si è parlato anche di far saltare le elezioni di Gioia Tauro perché c'è bisogno ancora di altro tempo di commissariamento, insomma, ma di sanità no. E sentite cosa dice Siclari ai nostri microfoni. Mi è stato anticipato che ci sarebbe stato un Consiglio dei Ministri ieri per rimuovere dall'incarico Scura. Questo non è accaduto, ne prendo atto, accadrà oggi, forse domani, forse settimana prossima. Comunque credo che in ogni caso, se Scura è ancora incompatibile con Oliverio, o se ne va a casa Oliverio, o se ne va a casa Scura, o se vanno a casa tutte e due. Se non riescono a parlare dopo 4 anni, non penso che riusciranno oggi a iniziare a discutere di come ridisegnare il servizio sanitario regionale, che non esiste. La rete ospedaliera non esiste. Io vi do dei dati adesso che ho portato in commissione la giornata del 18 luglio e che hanno messo in difficoltà anche i colleghi senatori che non immaginavano una situazione descritta dai dati e non dalla politica, che è cosa ben diversa. Scura in questi 3 anni e mezzo ha sbagliato a non far emergere prima e in maniera chiara e seria la sua incompatibilità con il governatore Oliverio. Sono 2 figure estremamente caratterialmente forti, però non possono fare una battaglia politica sostanzialmente mettendo a rischio quello che è il sacrosanto diritto alla salute. Chiedo un cambio di passo in questo, lo sto facendo dal Senato e ieri ho detto a Scura, mi dispiace ingegnere Scura, ma io non riesco ad avere alcuna maschera pirandelliana. Le cose vanno dette per come sono, perché altrimenti riusciamo a trovare le soluzioni. Questo ho detto stamattina, Massimo.
un po' poco, diciamo, No, perché si aspettava questa sostituzione. Aveva avuto assicurazione, lo ha detto, ha avuto No, assicurazione. ma fra i tantissimi paradossi, diciamo, della sanità calabrese, questa è la rimozione di Scura, è uno dei tanti, no? Nel senso che con il precedente governo Oliverio, che voglio dire, del partito, sì, del governo di centrosinistra, no? Che è espressione del governo di centrosinistra, chiedeva la rimozione di Scura, e la rimozione di Scura non c'è stata, è cambiato il governo. No, ma è la domanda con la quale proprio si chiude l'audizione del Presidente Oliverio in commissione al Senato, poi lo sentiremo comunque. Sì. No, io volevo finire vuoi il discorso. No, volevo finire il discorso. Voglio dire, cambia il governo, abbiamo il governo giallo-verde, il Movimento 5 Stelle, di 18 parlamentari che abbiamo eletto in Calabria, il Movimento 5 Stelle, da più di 100 giorni dicono Scura deve essere rimosso, eppure Scura è ancora al suo posto. Quindi, a questi 18 forse non fa parte una senatrice di... Dobbiamo sottolineare che il Ministro della Salute è espressione del Movimento 5 Stelle, non è della Lega, no, per dire, quindi non riesco a capire. Però Massimo, non ti sarà sfuggito... Niente contro Scura, ovviamente, sto facendo un'analisi politica. Non ti sarà sfuggito che c'è stato un convegno al quale ha partecipato Franco Pacienza, che è qui con noi stasera, grazie. Devo dire che non si sottrae mai alle telecamere, non ha mai detto no, non vengo, oppure non accetto il confronto, questo va dato atto. Diceva in un convegno che c'è stato sabato, se la memoria non mi inganna, sabato mattina a Catanzaro, no? Insieme a Pacienza c'era una senatrice del Movimento 5 Stelle, la quale ai nostri microfoni ha detto, alla domanda del nostro collega, dice ma Scura allora lo mandate via, che cosa state facendo? Dice, no. Alla luce dell'audizione, dice no, ma l'audizione, noi non vogliamo fare processi, noi vogliamo mediare per fare in modo che questa situazione in Calabria migliori. Ma mediare che cosa significa? Nel senso che c'è la possibilità di trovare un punto di incontro tra l'idea di sanità di Oliverio e l'idea di Scura? Che cosa? Questo significa mediare. Franco Pacienza. Ma non c'è nulla da mediare, né tantomeno qui c'è un problema, diciamo, tra persone, ancora di meno di carattere delle persone, tutt'altra cosa. Dopo 3 anni e mezzo di gestione commissariale, a me non interessa il nome delle persone, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi veniamo da 8 anni di commissariamento, l'attuale struttura commissariale si è insediata a marzo del 2015, la nomina si portava appresso gli obiettivi, i famosi 16 punti della nomina della struttura commissariale. A distanza di 3 anni e mezzo quei risultati, ahimè, non ci sono. E anche l'audizione al Senato a cui si faceva riferimento, che la Presidenza della Regione ha salutato con interesse, perché però lì Scura è stato preciso, è stato anche tagliente, ha addossato bella responsabilità. Pure ieri in commissione del Consiglio regionale ho letto alcuni riferimenti, ma mettiamo i piedi nel piatto. Allora, il piano di rientro doveva durare 3 anni, questo prevede la norma. Noi siamo a 9 anni, l'ultimo piano operativo approvato dalla struttura commissariale e ratificata dal governo prevede che entro il 31 dicembre 2018 la Calabria esce dal piano di rientro. Per ottenere questo risultato c'è bisogno di 2 elementi fondamentali: l'equilibrio finanziario della gestione sanitaria di una regione, che non c'è, e il raggiungimento dei LEA, che non ci sono. Quindi il risultato è questo. E anche chi tenta di fare un'operazione abbastanza, come dire, miserevoli rispetto a conflitti, non conflitti, ma di quale conflitto parliamo? La struttura commissariale sostituisce i poteri ordinari, quindi non è che ci sono confusioni di ruoli da questo punto di vista. Persino i poteri legislativi, ma vi siete mai chiesto quante leggi in materia di sanità sono state fatte in questi 8 anni nel Consiglio regionale calabrese? Nessuna.
ma non perché qualcuno ha derubricato le vicende legislative sanitarie, eppure ce ne sono di vicende un legislative. famoso piano sanitario era stato elaborato dall'allora assessore regionale della sanità Doris Lomoro, 2007, che però non ha mai varcato, la soglia del Consiglio regionale. Eravamo e non si capisce perché. Eravamo in una stagione. Non si capisce È perché. rimasto. Però volevo chiedere a Pacelli, ma con questo che lei sta dicendo, mi sta dicendo che la Regione non ha nessuna competenza in materia sanitaria? Non mi pare. No, allora sul mi pare piano, sia così, sul piano della dire. programmazione, sul piano della gestione, i poteri sono in capo al commissario. Quindi su questo non ci sono dubbi. Poi, quando si fa riferimento, ci arrivo al punto, ma la Regione nomina i direttori generali. I direttori generali. Il management è una cosa importante. Sì, ma anche insomma. questo. Perché le ASP poi gestiscono la sede sul territorio, non è che si chiama a carta. Per intanto chiariamo, non è che questo è stato il regalo di qualcuno o la rivendicazione di qualcuno, è nell'assetto normativo che riguarda la Calabria e riguarda tutte le regioni del paese che sono state e che sono in regime commissariale. Quindi da questo punto di vista non c'è una vicenda calabrese. Poi, anche rispetto al management, le attività che si fanno nelle aziende, poi io non è che mi bendo gli occhi rispetto a limiti, strafalcioni, che ci sono anche nelle gestioni aziendali, ma le attività sono regolate e dirette dalla struttura commissariale. Ha potere di revoca e ha attivato potere di revoca, no? Ci sono stati tanti atti che sono stati revocati dal commissario. Ci sono poteri di adeguamento, di rinvio di provvedimenti. Quindi da questo punto di vista, diciamo, quando si fa riferimento al fatto che c'è, come dire, una sorta di sovrapposizione di poteri, non è questo l'interrogativo. Semmai io mi pongo una domanda. Prima, per il primo anno di questa legislatura, avendo il Parlamento nella sua autonomia modificata la norma nel 2014 che ha previsto l'incompatibilità tra poteri presidenziali e poteri commissariali, nessuno eccepiva nulla perché c'era un impedimento legislativo. Successivamente sempre lo stesso Parlamento ha modificato quella norma e quella norma in altre parti del Paese è stata applicata. L'unica regione di questo Paese che non ha la coincidenza tra struttura commissariale e poi si può discutere se è giusto o non è giusto, io non ho da questo punto di vista un pregiudizio, però io non tollero il fatto che è l'unica regione che ha questa sorta, diciamo, di rappresentazione da riserva indiana o da dio minore è la Calabria. In nessun'altra regione d'Italia c'è un commissario esterno. Se poi la rappresentiamo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, io ho parlato alcune volte anche intensamente con il dottore Corcione che ha una acume e anche un'attenzione particolare. Il ministro delle regioni, l'attuale ministro delle regioni, ha già annunciato che il 26 ottobre, quindi tra qualche settimana, porterà in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che concede ulteriori poteri a talune regioni. Si parte col Veneto, poi c'è la Lombardia, poi c'è l'Emilia, c'è già in fila l'Umbria, le Marche, c'è in fila anche la Puglia. Ma com'è compatibile che ad altre regioni si concedono ulteriori poteri e noi siamo in regime commissariale? Questo non va bene, ma non va bene al di là di chi oggi governa la macchina della regione, io lo pongo in termini, diciamo, istituzionali, in termini democratici. Sentiamo invece Eugenio Corcioni, che ringrazio per essere qui. Questa narrazione ti convince? Ma mi pare che qui non ci sia nulla di nuovo, purtroppo. Sono anni che diciamo sostanzialmente la stessa cosa. Qualcuno vuole questo posto, qualcuno non glielo vuole riconoscere. La verità qual è? Che purtroppo da tutte le parti si vede la sanità come qualcosa non che serva effettivamente per dare dei servizi, ma come macchina di voti. La famosa fabbrica del consenso. Questo è il problema, sì, la macchina del consenso che da noi probabilmente funziona e ancora funziona bene. Non è vero che non funziona. Certo, meno di prima, ma non perché si è migliorati, ma perché sono scadenti anche nel cercarsi i voti. Questa è la sostanza delle cose. Quindi si ha paura in questa fase, sostanzialmente, in questa fase si ha paura da parte del governo centrale di rimuovere Scura perché nella norma, lo ricordava Pacienza,
di fatto è discutibile che possano nominare un nuovo commissario, tant'è vero che è uscito fuori la soluzione dal cilindro. Che cosa facciamo? Rimaniamo Scura ma mettiamo un subcommissario, e Scura, che è evidentemente ci vuole rimanere dov'è, proprio all'inizio della sua relazione dice: io sono bravissimo, perché dice questo, il mio curriculum è in linea eccetera, e qualsiasi accordo, qualsiasi confronto può essere fatto in sede locale, nazionale e mondiale. E poi dice è assolutamente urgente nominare il subcommissario. Cosa c'entra nella relazione del subcommissario? C'entra quasi come il cavolo a merenda, se non per questa funzionalità. Il subcommissario, un messaggio politico. Il subcommissario, che in pratica sarebbe di nomina di questa maggioranza governativa nazionale, risolverebbe un po' i problemi a questo punto scatta il meccanismo di quale corrente di 5 Stelle lo nominiamo, ne nominiamo uno e l'altro governo e l'altro partito di maggioranza sta a guardare, non fa nulla, e quindi è chiaro che sorge il problema: chi dobbiamo nominare, competente, non competente, e allora esce fuori dal cilindro il solito generale di qualche corpo dello Stato, magari in pensione eccetera, che deve ricominciare da capo e deve in qualche maniera e nel frattempo è passato questo anno, poco più che ci manca per le elezioni regionali, e poi se ne parla. Questo è un po' il futuro prossimo che ci aspetta. Qualche cosa di drammatico in pratica, perché noi non possiamo più aspettare. Io non mi è né simpatico né antipatico, né Oliverio né Scura. Effettivamente le responsabilità non sono soltanto di Scura, su questo non c'è nessun dubbio, perché non è secondario, l'avete ricordato voi giornalisti, che la nomina dei direttori generali è strutturale, soprattutto quando mancano punti di riferimento politici, diventa strutturale, e quel famosa fabbrica di consenso lì si costruisce, nella gestione clientelare del personale, nelle leggi fatte ad persone, in qualche maniera la disomogeneità di comportamento su anche i principi cardine più semplici tra per esempio un'ASL e un'altra. Ma vi rendete conto che soltanto in provincia di Cosenza esiste un ambito territoriale della medicina generale che riguarda l'ASL, mentre magari in tutte le altre 4 giustamente c'è un ambito più ristretto, per cui da noi, se dovesse rimanere una norma del genere e consolidarsi nei prossimi anni, avremo i piccoli centri senza medici di medicina generale. Insomma, questo è solo un esempio per dire che non c'è governo del sistema, non c'è vigilanza di questo sistema, ma c'è grande clientelismo, perché è evidente che una norma del genere serve per favorire questo o quello che ha aperto lo studio da un'altra parte. È solo un esempio delle cose gravissime che si stanno perpetrando in queste settimane, in questi mesi e in questo periodo, e non possiamo più aspettare. Vi ho spiegato, a mio parere, come è il quadro generale, cioè non si può rimuovere Scura perché dovrebbe andare Oliverio è sotto campagna elettorale, riattiverebbe il meccanismo elettorale, per cui non va bene, ci mettiamo un subcommissario che però noi stessi siamo divisi, non sappiamo chi scegliere. È qualcosa di drammatico. In tutto questo ci mettete una strutturale crisi del Ministero della Sanità, strutturale, perché quando si dimette contemporaneamente il tuo ufficio stampa, che era il giornalista più famoso in sanità che avevamo, che aveva scelto turno, che era sicuramente, che si dimette, il capo di gabinetto, che era il capo di gabinetto di 4 governi, quindi non stiamo parlando di un ragazzino, ma è chiaro che un capo gabinetto va affrontato, di questo spessore va affrontato con le capacità e con il garbo, e certamente che anche un medico ministro deve poter avere. Mica si può affrontare un capo gabinetto dicendo: sul piano giuridico si fa così, perché sul piano giuridico non si fa così, ti devi lavare la bocca quando parli con un capo gabinetto. Parlo di Alfonso Celotto, che da tanti anni è stato capo gabinetto in tutti i governi della Repubblica, di destra o di sinistra. Quindi questo fa capire come sostanzialmente siamo in bracciabaria, questa è la verità, perché in Calabria facciamo pena, a Roma facciamo ugualmente pena. Questa è la realtà del momento. Non credo, è difficile, capisco che il livello di umore di fronte a quello che dico è bassissimo, perché non riesco a vedere delle prospettive immediate. Probabilmente qualche soluzione estemporanea, tipo il famoso generale o giù di lì, o pensionato, pensionando, che ci può essere, può uscire fuori, ma nella sostanza delle cose il quadro è semplicemente questo. Io penso ai cittadini che ci stanno ascoltando, sai? Ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere, dobbiamo andare via? Dobbiamo abbandonare questa terra, non possiamo
ammalarci? Che cosa succede? Dobbiamo Qualcosa dobbiamo pure stiamo farlo. facendo stasera qui. Dobbiamo fare qualcosa. Quello che stiamo facendo qui, cosa che dobbiamo in fare? qualche maniera le persone di buona volontà in qualche maniera continuano quell'opera di denuncia e quell'opera di sensibilizzazione perché poi il degrado ci rende lo iatus con il resto delle regioni sempre maggiore. È verissimo quello che diceva Parecenza sul problema del federalismo differenziato, cioè questa storia che il ministro delle regioni, non a caso leghista, va a stabilire già una data nella quale non si capisce che deve succedere perché non è mai stato applicato questo articolo della Costituzione, cioè dell'autonomia assoluta di 3 regioni. Noto queste 3 regioni che sono il Veneto, la Lombardia e pecunia non olet, l'Emilia. Questo per fare capire che di fronte ai soldi le differenze di cosiddetta centrodestra e di consolidata centrosinistra è inesistente. Questo cosa ancora comporta? Comporta che tant'è vero che per esempio per la dipendenza, cioè per noi medici, il contratto di lavoro nazionale non si è chiuso. E perché non si è chiuso? Perché non si vuole il contratto nazionale. Perché si vuole una maggiore, che passi prima questo, in modo tale da avere una maggiore autonomia organizzativa individuando meccanismi che di fatto sono tutte regionalizzati e per cui è possibile che uno che faccia il primo anno in Veneto non possa venire in Calabria e viceversa. Questo è il dato. Quindi noi abbiamo, di fronte a questo cosa facciamo? Pensiamo a Scura, d'Oliveri, a questo e a quell'altro. Noi non riusciamo ad organizzare. Delle colpe la Regione ce l'ha gravissime perché in tutto questo produzione alternativa programmatoria di quella estemporanea fatta da Scura ce n'è? No, perché il Dipartimento è stato distrutto. Questa ha ragione Scura quando dice che è stato distrutto. Non so, quindi è oggettivo che siamo in grossa difficoltà. Vi ripropongo adesso un passaggio dell'audizione prima di Oliverio e poi di Scura. Sentite Oliverio cosa ha detto ai senatori. È un quadro che presenta dal punto di vista finanziario un incremento della spesa per mobilità passiva da circa 200 milioni di euro del 2010 a 304, 301, adesso le compresioni milioni di euro nel 2017, 31 dicembre 2017, quindi un incremento di 1/3, di oltre il 30% di mobilità passiva. Il 20% dei ricoveri dei calabresi è fuori dalla Calabria, il più grande ospedale della Calabria è fuori dalla Calabria, questo è il dato che presenta la situazione. Per quanto riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, noi abbiamo un dato che è 143 il parametro, voi sapete che il parametro minimo è 160, con un decremento negli ultimi, del 2016-2017, da 147 a 143. Quindi questo è un secondo dato significativo. Non parliamo poi della prevenzione. La prevenzione in modo particolare per alcune patologie oncologiche, eccetera, è assolutamente inadeguata. Abbiamo aree nel territorio dove la prevenzione non realizza nemmeno il 7%, gli screening appunto sono per alcune patologie assolutamente inadeguati o inesistenti. Ho voluto riprendere questi tre elementi per dare il quadro, come dire, proprio in una sintesi rispetto agli elementi più significativi della condizione del sistema sanitario calabrese. A fronte di questa situazione devo dire che più volte il Consiglio regionale della Calabria all'unanimità, questo lo dico a sottolineare che non c'è un problema di coloriture o un problema di strumentalizzazione, ma un problema oggettivo. Il Consiglio regionale della Calabria all'unanimità ha chiesto al governo, ai governi, quindi sto parlando di governi, i governi precedenti e anche quello attuale, di rimuovere questa situazione. C'è stata una legge del Parlamento che ha rimosso la incompatibilità, come voi sapete, la legge finanziaria dello scorso anno, tra presidenti delle regioni e gestione dei piani di rientro. Purtroppo noi abbiamo la sola Calabria in questa condizione. Un interrogativo che è davvero pesante io pongo a questa Commissione. Ci
tirerà pure una ragione, e a questo interrogativo io non sono riuscito a dare una risposta. Questa è l'audizione di Oliverio. Vuoi dire qualcosa prima della pubblicità? Due cose. La prima, la legge non ha rimosso l'incompatibilità fra la nomina a commissario del piano di rientro e il Presidente della Regione, ma ha rimosso l'incompatibilità fra il commissario del piano di rientro e le cariche elettive alla Regione. Quindi nulla vieta al Presidente Oliverio o al Governo di nominare commissario, Pacenza no, perché non è eletto, però magari Aieta, Giudice Andrea, Ciconte, qualsiasi altra figura istituzionale. O anche Oliverio. No, le competenze di nomina e di revoca dei commissari sono su proposta del MEF, nemmeno della sanità, e anche questo sarebbe una particolarità da sottolineare. È il MEF, nemmeno il Ministero della Sanità che propone, di concerto con la sanità. Di concerto con il Ministero della Sanità. No, quindi questo per chiarire, nel senso si potrebbe nominare altra persona, poi effettivamente questo interrogativo è inquietante. È tanto vero questa storia del MEF che c'è qualcuno che si sta accreditando al MEF. Al MEF per essere nominato commissario. Per farsi nominare commissario. È chiaro, no? C'è la Ducci che in qualche maniera sarebbe il referente, che sarebbe il nuovo Tavo Massicci, verso la Ducci si stanno accreditando delle persone di origini calabresi che devono fare il commissario. A Ducci è passato dal tavolo al MEF. Conosce bene. È stata stimolata molto da realtà calabresi. Si conosce molto bene però in realtà. Poi potremmo continuare a parlare. Io mando la pubblicità se tu hai chiuso il tuo intervento. No, dico, io vorrei chiedere a Pacenza, che in questo momento fa le scomodi vesti, diciamo, del governatore, se lui si è dato una risposta a questo interrogativo. Perché? Oliverio è considerato inaffidabile, è antipatico, non lo so, ci sarà un motivo perché solo la Calabria, o la situazione in Calabria è talmente ingestibile? E la seconda domanda, e perché Oliverio insiste così tanto a prendersi questa grana? Non gli converrebbe politicamente, se dovesse ragionare per tattica politica è giusta questa osservazione, più che giusta. Infatti taluni, l'osservazione che faceva il dottore Corcione, osservano al di là di quelli che sono i bisogni e gli interessi dei cittadini. Cioè, a noi forse in questa fase non conviene prenderci la gestione della sanità perché se no dovremmo dare conto. Ma mi sembra aberrante sul piano della responsabilità e della cultura della responsabilità. Oltretutto questo approccio Oliverio non ce l'ha col nuovo governo. Nessuno può obiettare che questa impostazione l'ha avuta sin dall'insediamento, perché persino in quei 10 giorni del 2014 si poteva operare, perché il Presidente della Regione si è insediato il 10 dicembre 2014. Quando la normativa consentiva questo passaggio. Per esempio in queste settimane lo sta vivendo la nobile e piccola regione Molise. Il Molise c'è stato il cambio per le elezioni e non è stato rinnovato né la nomina commissariale né i poteri sul Presidente perché è diventato elemento di mediazione politica. Mi pare che questo mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in diretta, mentre c'è la pubblicità in onda stavamo discutendo. Chiedo a Corcione, la situazione però, voglio dire, col passare del tempo va peggiorando. La risposta da dare ai cittadini diventa sempre un esercizio di grande difficoltà. Devo dire che in tutta questa situazione chi ne soffre di più, ovviamente, innanzitutto sono i cittadini. Per cui, insomma, voglio dire, è stato ironico quello che ha detto quest'estate il sindaco di Locri, consigliando ai propri cittadini, dice non fatevi male, ma probabilmente potrebbe essere un messaggio per tutti i calabresi. Quindi voglio dire, o quasi per tutti, e quindi soffrono i calabresi e, se mi consentite, gli operatori sanitari, tutti, perché non avere una guida e quando c'è averla di tipo clientelare in maniera spacciatissima, beh, insomma,
è pesante, è veramente pesante, perché fosse una gestione clientelare illuminata concreta, o illuminata no, operativa, concreta, perlomeno che realizzi le cose che dice di fare, e beh, insomma, in qualche maniera uno si adegua, perché poi, diciamo, quella famosa massima calabrese, no? Che ci si piega prima voglio dire, è una cosa risaputa in Calabria, ma il problema è che non c'è nemmeno questo, non c'è nemmeno la normale operatività, perché c'è una disomogeneità di comportamento. Non lo so, insomma, ieri il TAR di Reggio Calabria dice che non si possono utilizzare il regolatore se non degli ultimi 3 anni. Voi andate a fare i calcoli, quanta gente, chi di 5 anni, chi di 7 anni, chi di 8 anni, chi di 3 anni, chi dice che vuole fare il concorso invece avrebbe una graduatoria. Voglio dire, è chiaro che l'operatore è sofferente in questa situazione, è veramente sofferente, è una situazione veramente molto seria, e si vede che via via che passano i tempi, se poco poco si hanno, non dico rapporti personali con altri servizi sanitari, ma semplicemente si legge la stampa, tutte le mail che arrivano e quanto, ci si rende conto che le problematiche, come vanno affrontate e organizzate, da noi non si riesce proprio a pensare certa operatività, fermo restando che ne avremmo le capacità, o quantomeno potremmo essere messi alla prova per questo tipo di capacità. Quindi si fa una grande fatica. Malgrado questo abbiamo addirittura in alcune realtà professionali riconoscimenti nazionali. Malgrado questo riusciamo a portare avanti un servizio sanitario con 1000 difetti e 1000 difficoltà, ma riusciamo a mandarlo avanti. Ma voi capite bene che con un contesto di questo tipo il sacrificio, la fatica è veramente seria, insomma, è veramente difficile, quindi ne soffrono i cittadini innanzitutto e tutti gli operatori sanitari. Penso anche alle figuracce che facciamo a livello nazionale, no? Beh sì. Non c'è dubbio che spesso ci si vergogna, al di là delle chiacchiere che qualcuno racconta, abbiamo l'eccellenza, abbiamo questo, abbiamo quello, insomma, le eccellenze da noi sono, diciamo, l'ordinaria amministrazione che dovremmo in qualche maniera riuscire a difendere, sì, questo sì, e a rivendicare, ma vorremmo un'omogeneità di ordinaria amministrazione che purtroppo non c'è, perché le differenze sono sostanziali e sono importanti. Devo dire che per quanto difficile sia la situazione, perché è difficile, effettivamente è difficile, ma se cambia il vento, cioè se cambia la gestione, se c'è volontà di costruire innanzitutto un motore che non faccia tanto leggi e regolamenti, ma quelli che ci sono li vada a verificare, perché qui in Italia si perde tanto tempo nello scrivere le leggi, spesso male, ma nessuno le verifica. Nessuno le verifica, per cui c'è un tacito accordo di non dover far nulla, per cui una direttiva, un contratto di lavoro, una qualsiasi trattativa poi in periferia si attua come conviene, non come serve, come conviene, e allora è chiaro che le cose non vanno bene. Ma se cambia il vento, le volontà di operare ci sono e per certi aspetti possono anche crescere moltissimo le competenze, perché poi in medicina, in salute, fare significa saper fare, perché col fare si correggono gli errori, si migliora, è operativo. Se si fa poco, se si fa occasionalmente, qualche volta si fa bene, qualche volta si fa male. E intanto la gente va via, si preferisce curarsi in altre regioni. Ma io direi che non è che si preferisce, è costretto. No, è costretto, è costretto. Cioè, chiunque ho abbia capito, preso, ma c'è anche preso... chi non ha adesso le possibilità economiche di poter fare un'operazione di questo tipo, per cui rinuncia anche a curarsi. Sì, e questa è di una gravità inaudita. E quindi diventa ancora più insopportabile non rispondere alla domanda perché in Calabria bisogna continuare in questo stato di cose. Perché il panorama che c'è nel Paese non è di questa natura, anche sull'esperienza dei piani di rientro. Certo. La seconda regione del Paese, che è la regione Lazio, è migliorata molto, che in materia di complessità sanitaria è la regione più complicata d'Europa, perché mette insieme una serie di offerte che si incrociano, che richiamano anche strutture storiche, servizi storicizzati, che hanno un rapporto col mondo, non solo col Paese. Ebbene, lì il commissario al piano di rientro è stato ed è tuttora il presidente Zingaretti. Al 31 dicembre di quest'anno il Lazio esce dal piano di rientro
è stato presidente commissario al piano di rientro della regione Abruzzo, l'Abruzzo sta per uscire dal piano di rientro. Qualche settimana fa anche la malmessa regione Campania, De Luca ha annunciato per il 31 dicembre l'uscita dal piano di rientro e così via, si può continuare. Perché in Calabria tutto questo non si può fare? Anzi, io l'ho dimenticato in macchina, dopo gliene trasmetto copia, perché a me piace ragionare con gli atti. Poi le valutazioni sono tutte legittime e tutto opinabili. Il tavolo di monitoraggio, l'ultima seduta del 18 luglio, presieduta dalla dottoressa Duce, la Regione, perché questo prevede la norma, rappresentata dal commissario, gli altri ministeri, la Conferenza delle Regioni, il tavolo Lea. Nel verbale, perché ad ogni seduta poi si fa il verbale che registra l'andamento delle situazioni. A un certo punto ha certificato che, stante l'andamento della spesa al primo trimestre 2018, quindi stiamo parlando dell'anno corrente, se quel trend dovesse continuare, la Calabria ritorna in piano di rientro, perché rischia di andare in disavanzo. Tasse alle stelle, e quindi significa tasso alle stelle e significa blocco del turnover. Ora, per stare al merito, quando giustamente si faceva osservare, perché ha un senso l'osservazione, ma chi gliela fa fare ad Oliverio a un anno e passa dal voto di caricarsi di una situazione del genere? Beh, chi ha una responsabilità, no, chi glielo fa fare no, però scusa, chi glielo fa fare no, perché durante la campagna elettorale, quando si candidò a presidente della regione, chi gliela fa fare lo diceva, no, il primo punto del programma c'era il passo in avanti per dire che altro che conflitto tra l'uno e l'altro. No. Il punto vero è la valutazione sul merito. Ora, è accettabile che il commissario al piano di rientro finanziario, per noi spesse volte ci fermiamo al piano di rientro, no, il commissario al piano di rientro dal debito sanitario produca più debito di quello che c'era. Cioè, siamo veramente ad una condizione insostenibile da questo punto di vista. Se all'interno di questo comparto ci sono due linee di indirizzo, ognuno le proprie competenze, ma non ci sono due linee di indirizzo, non ci sono due linee di indirizzo. Come non ci sono due linee di indirizzo? Perché le linee di indirizzo, i manager rispondono al governo regionale, la struttura risponde al commissario. I manager rispondono alle direttive del commissario. Le attività del commissario, che si traducono in piano delle assunzioni, non li fa la giunta regionale. Lei mi trovi una delibera di giunta regionale sulle attività sanitarie, il piano delle assunzioni le fa il commissario. I budget sugli accreditati. Oltretutto, quando si dice che c'è una difficoltà al Dipartimento, io non la nego, anche se bisognerebbe ragionare in che contesto matura tutto questo, perché 8 anni di blocco delle attività e delle assunzioni, questa regione ha 130 postazioni di dirigenti, però in organico ne ha 96. Quindi quando si tratta poi di distribuire la coperta, come mancano 3 dirigenti alla sanità, ne mancano 4 all'agricoltura, ne mancano 3 all'ambiente, perché la coperta è quella, quindi non c'è un problema che ha riguardato quel dipartimento, perché negli anni il fatto di non avere avuto la possibilità di progressività dentro le attività, che ha riguardato l'area clinica, ma che ha riguardato anche l'area amministrativa. Tra qualche giorno la Regione farà il bando per la selezione dei nuovi direttori generali, va bene? Perché ci sono le scadenze e quant'altro. C'è l'albo nazionale e dall'albo nazionale bisogna attingere. Io vi invito a guardare quante sono le professionalità che hanno, come dire, una provenienza. Io non ho una visione, come dire, limitata dei processi, perché a me sta bene misurarmi con il manager lombardo, con il manager emiliano. Oltretutto in questi anni ci sono stati esempi di questa natura, non tutti felicissimi, mi pare, da questo punto di vista. Anche dall'estero sono venuti, quindi non è che è una novità, però guardatevi come si è rinsecchita anche la capacità manageriale di questa regione. La devo fermare. Abbiamo sentito prima Oliverio, Massimo, adesso sentiamo invece Scura, che idea ha della sanità calabrese. Andiamo. Quando io sono arrivato in Calabria c'era questa situazione: griglia Lea 137, la più bassa d'Italia,
bilancio 2014 in perdita di 65,5 milioni, debito pregresso dell'ASP di Reggio Calabria sconosciuto, privati che venivano pagati a consuntivo con decreti fatti ottobre-novembre dell'anno in corso, senza alcuna programmazione e selezione della produzione, zero relazioni sindacali, per cui tutti i dipendenti degli ospedali chiusi continuavano a lavorare, tra virgolette, negli ospedali chiusi, perché a differenza di altre aree che conosco molto bene, penso alla Val di Chiana della Toscana, dove 7 ospedaletti sono stati chiusi dopo che era stato realizzato l'ospedale che doveva raccogliere tutti questi servizi, in Calabria sono stati chiusi prima gli ospedali, e gli ospedali che avrebbero dovuto raccogliere tutti gli altri ospedali devono ancora partire, cioè non sono stati ancora posate le prime pietre. Tasso di dipendenti con limitazioni lavorative 104 eccetera, doppio alla media d'Italia e nella provincia di Reggio Calabria triplo, 1,4 milioni all'anno pagati in leasing per la cardiochirurgia di Reggio Calabria che non era partita da oltre 4 anni, 900 precari su tutti i profili, incentivi ai medici di medicina generale senza in corrispettivo nessun progetto di miglioramento, assenza di obiettivi ai commissari e successivamente ai direttori generali, un dirigente di struttura complessa condannata in via definitiva per truffa che anziché essere licenziato è stato incaricato di una nuova struttura complessa e in una transazione per mobbing ha ricevuto 100.000 euro, un detenuto condannato per reati di tipo mafioso che ha continuato a prendere lo stipendio pur stando in carcere, assenza di un sistema informativo tuttora molto carente, zero risonanze magnetiche nei 4 ospedali dell'ASP di Reggio Calabria, io ne ho fatte comprare 3 tramite Consip nel 2006, devono ancora essere installate, assenza dell'orologio marcatempo, io vi dico delle cose che stanno a significare dei concetti ovviamente, il fatto in sé che manchi l'orologio marcatempo all'ospedale di Locri potrebbe anche essere visto come una piccola cosa. Il fatto è che tutte le volte che è stato installato è stato distrutto. Finalmente adesso ce n'è uno che funziona. Le 9 aziende dirette da un commissario scelte dalla politica anziché da concorsi regionali, presi dall'albo regionale e poi nazionali. Un discorso in ultimo ha fatto sulla mobilità passiva che sfiora da anni i 300 milioni ed è la più alta d'Italia, e che ovviamente è un vulnus enorme per la Calabria, perché si vede sostanzialmente sottratto quasi il 8%, 9% il 300 su 3 milioni, l'1% delle proprie risorse, e 3 miliardi e mezzo, 300 milioni sono quasi l'8%. Perché? Innanzitutto i dati della mobilità passiva sono dati che purtroppo risentono di tempo prima di essere consolidati. Noi ancora oggi abbiamo dati che risentono del 2013, 2014 e 2015 e l'unico modo per migliorare questo fenomeno fortemente negativo è 1. Aumentare in qualità e quantità i servizi, 2. Andare al tavolo delle contrattazioni sulle contestazioni in modo preparato, 3. Andare al tavolo Stato-Regioni e far valere le ragioni della Calabria. Beh, questo era il quadro, mi pare sottoscrive tutto quello che ha detto. No, ma mi sembra che i numeri sono... diciamo, la rappresentazione, oltretutto diciamo, il testimone gli è stato passato all'ingegnere Scura da un'altra gestione commissariale, quindi da questo punto di vista, perché la precedente gestione durava già da 5 anni, sempre in gestione commissariale. Io non ho dubbi a riconoscere che negli anni l'esperienza del regionalismo calabrese ha visto nella sanità il maggiore fallimento. Il piano di rientro prima e le gestioni commissariali poi dovevano superare quei limiti della politica.
quei disastri della politica. Dopo 9 anni, la rappresentazione di oggi certifica che l'esperienza commissariale è stato un fallimento, perché non è che dopo 3 anni e mezzo il punto 15 della nomina del commissario Scura, il punto 15 della delibera del Consiglio dei Ministri, prevede la riorganizzazione delle condizioni finanziarie dell'ASP di Reggio Calabria. Il commissario ha nominato dopo qualche mese il soggetto attuatore per fare queste attività. Se vi ricordate siamo andati anche lì in cronaca nazionale perché a quel soggetto attuatore veniva riconosciuta un'indennità di 600 euro al giorno. 600 euro al giorno. Un noto commercialista romano. Dopo qualche mese ha abbandonato il carro e dopo 3 anni e mezzo c'è una grande trovata. Mentre pubblicamente il Presidente della Regione aveva chiesto al direttore generale di quell'azienda, questa riprova che non c'è la testa sotto la sabbia, che quando ci sono situazioni che non hanno, come dire, non rispondono al messaggio o se si vuole all'obiettivo che è stato affidato, non ci si gira dall'altra parte. Oliveri aveva chiesto pubblicamente le dimissioni al dottore Brancati. Il dottore Brancati ha inteso non accedere a questa richiesta del Presidente della Regione. Sapete che c'è un procedimento per arrivare alla revoca di un direttore generale, non si fa con un clic. La sera prima che la Giunta si potesse determinare, il commissario ha nominato se stesso soggetto attuatore dell'ASP di Reggio Calabria, che rimane sicuramente l'azienda sanitaria più complicata non solo dell'Italia. Non solo dell'Italia. Quindi da questo punto di vista a me pare che quella rappresentazione mi sembra più da turista e non da responsabile. Mette in campo però dei numeri, pone l'accento su dei numeri. Ma chi li dice quei numeri? Secondo me getta la croce addosso alla politica. A chi la deve gettare? Mi pare chiaro, no? Ma siccome la gestione ce l'ha il commissario da 3 anni e mezzo, questo commissario, da 8 anni la gestione commissariale, a chi la cantano? A chi la cantano Porcione. Da questo punto di vista? Dunque, allora, come è messa la cosa, i numeri sono veri e per certi aspetti sono anche peggio di quello che ha detto lui, quindi da questo punto di vista niente da dire. Devo dire che così com'è la cosa non la risolviamo come dicevo prima, nel senso che questo modello organizzativo, cioè un presidente chiunque esso sia e un commissario nominato da altri, così non può funzionare. Se il commissario si chiamerà Scopelliti, si chiamerà Chiara Vallotti, è un commissario da un governo che è un'altra cosa, così ha dato prove pessime. Quindi così non può funzionare. Quindi probabilmente quello che sto dicendo è nella comprensione dell'attuale governo nazionale, perché si è reso conto che sostituire Scura non risolve il problema. Poi si ha paura di sbagliare, perché questo governo ha paura di sbagliare su ogni cosa, quindi voglio dire, questo è scontato. Per questo governo che abbiamo l'immobilismo è la cifra di questo governo al momento, quindi vabbè, questo è un altro aspetto, ma che ci sia la consapevolezza che il modello organizzativo così com'è non può andare avanti non c'è alcun dubbio. Adesso bisogna capire come uscirne, magari con qualche norma che esca fuori con un obbligo a collaborare, un obbligo giuridico a collaborare, perché come vedete il buon senso direbbe mettiamoci intorno a un tavolo e ragioniamo. Dato che questo non è possibile, un obbligo giuridico, quindi in qualche maniera delle norme che consentono di correggere questa rigidità, perché le cose stanno nelle cose. Non credo cioè che il famoso generale o piuttosto possa risolvere, che il modello non può funzionare. Però qui ci manca, per risolvere quel problema dei 300 milioni che vanno fuori, nessuno di noi vorrebbe andare fuori per curarsi, nessuno, proprio nessuno. Vorrebbe delle risposte adeguate localmente. Per far questo bisogna correggere posto per posto. Io lo dico sempre, noi abbiamo una fonte inesauribile di dati di dire qui è sbagliato e devi correggere. Quali sono? Proprio i DRG che ci arrivano. Uno per uno bisogna, perché non l'hai fatto? Perché non l'hai fatto? Perché questa cosa non l'hai fatta? Non ci sono le condizioni, te le devo dare. Se non me le dai le condizioni non puoi pretenderlo da quella divisione. Questa cosa non viene fatta proprio. Addirittura non vengono nemmeno contestate, il più delle volte, i DRG che ci vengono forniti, che spesso non sono nemmeno reali, nemmeno reali. Quindi probabilmente nella realtà le cose
sono diverse anche da questo punto di vista, cioè se non ti organizzi stai tranquillo che il mondo della sanità come l'hanno concepito con 21 regioni tutte autonome e sono uno contro l'altro armati, con la differenza che gli altri sono armati e tu sei super pecora. Nel senso che contiamo poco e nulla. No, non siamo capaci di difenderci. No, però io dico una in cosa. nessun caso, perché non abbiamo ma i conti in ordine, però ma io nemmeno penso... quello che ci spetta di fare, tipo controllare le cartelle cliniche, non la frasetta del DRG, cioè della diagnosi, ma la cartella clinica, per vedere se quella cosa che ti viene fatta viene realmente fatta, perché non è sempre così. Considerate che il 50% della medicazione è convenzionato, non è pubblico, questo non è pubblico fino in fondo, quindi è decisivo. Ma perché una casa di cura nostra viene super controllata e quelle del nord no, quando si parla di calabresi? Ma per quale motivo? Ci portiamo addosso. Posso aggiungere per l'incapacità che abbiamo organizzativa e magari incapacità e malafede. Posso aggiungere 2 elementi? Io non ho una rappresentazione, come dire, complottistica del centro contro le regioni meridionali, ma io sono ferocemente convinto che la gestione dei piani di rientro e anche l'organizzazione dal punto di vista legislativo e amministrativo è funzionale a tenere le regioni più deboli in una condizione di sofferenza e consentire alle regioni cosiddette virtuose, non virtuose per davvero, perché anche la virtuosa Lombardia, senza i 562 milioni di emigrazione attiva, sarebbe ancora più in deficit di una regione piccola come la nostra. In questi anni si è costruito un sistema anche per la debolezza delle regioni meridionali. Io non ho dubbi da questo punto di vista. Quando poi si fa riferimento la regione, rappresentanza, io che da qualche anno, per volere del Presidente, frequento la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regione, vorrei dire, prima questione, fino al 2016 le regioni del centro-nord non avevano l'obbligo del budget per le attività accreditate, lavoravano a piedi lista, cioè non c'era un tetto, mentre da noi non solo c'era il tetto, c'era l'attivazione della spending review, perché ogni anno bisognava andare indietro del 2, del 3, dell'1%. Si è obbligati anche le regioni del nord ad avere il tetto. Per quanto riguarda i pagamenti, che purtroppo, come dire, si portano code, ci sono ritardi nell'elaborazione del Ministero, nella verifica delle regioni, nel lavoro incrociato, si è deciso con delibera, si è usata un'espressione cosiddetta politica della conferenza, che mentre le attività di alta specialità vengono pagate a DRG, ed è giusto che sia così, tutte le attività che non sono di alta specialità sono stati pagati al 50% per il 2017, devo mandare la pubblicità, al 40% per il 2018, cioè noi abbiamo fatto una sorta, come dire, di contrattazione, perché purtroppo quelle verifiche che richiamava il dottore Corcione, cartella per cartella, non si è nelle condizioni di fare, ma non solo la Calabria, di realtà, nemmeno lo stesso Ministero è nelle condizioni di farlo. Il Ministero aveva proposto un abbattimento del 40, l'abbiamo portato al 60. Solo per questa manovra la Calabria ha recuperato 18 milioni di euro che doveva sborsare e non ha sborsato. Ultimissima, perché siccome è un riferimento che sento, io leggo perché è un mio dovere leggere. Attualmente la Calabria, nonostante tutte queste situazioni, perché io penso che il primo limite che dobbiamo superare è quello del provincialismo, noi dobbiamo competere in tutte le postazioni. La Calabria ad oggi è rappresentata nell'Istituto Superiore di Sanità, c'è la dottoressa Amalia Bruni, è rappresentata nel comitato scientifico dell'AIFA. Non so quanti sanno che dentro il bilancio della sanità nazionale, che è di 113 miliardi di euro, l'AIFA ne gestisce 38 miliardi di euro, con tutto quello che significa l'AIFA. C'è il professore De Sarro, rettore dell'Università di Catanzaro, noto farmacologo, che nel comitato per gli investimenti in sanità c'è un dirigente della regione. Cioè, io penso che noi dobbiamo avere l'ambizione di lavorare in tutte le postazioni per fare Dobbiamo fermarci però. Ho finito per davvero e mi pubblicità. Medici di medicina generale,
Le borse di studio dei medici di medicina generale per la Calabria sono stati per 16 anni 22, perché per entrare nell'attività di medicina generale non c'è la specializzazione, c'è il corso che non decide la regione liberamente, che è vincolata alla programmazione nazionale. Per 16 anni sono state 22 le borse, quest'anno sono 64. Le specializzazioni dell'Università di Catanzaro erano 18, sono diventate 29. Io penso che noi dobbiamo avere un'idea di sistema. Sì, perfetto. E dentro va bene l'idea di sistema ma va bene tutto. No, non va bene. No, però quando il cittadino va a chiedere, quando il cittadino va a chiedere, no, mando la pubblicità. Quando poi il cittadino si scontra, o il turista, con situazioni che non riesce a comprendere, allora che gli diciamo? Gli possiamo fare l'elenco delle persone che abbiamo? Dobbiamo dare risposte. No, io non condivido questa visione, come dire, da dietro l'uscio. Noi dobbiamo avere una visione. Sarà da dietro l'uscio, ma la sanità deve dare servizi. Ma se non hai medici specializzati non ne dai servizi. Che visione può aver avuto il senatore leghista ascoltando Scura quando sentiva quello al 41 bis che riceveva lo stipendio, quello condannato per truffa che gli danno 100.000 euro e gli danno una posizione organizzativa, quello che puliva le sedi. Come facciamo a prenderci? Cioè, c'è anche un problema di credibilità. Ma se io fossi stato un senatore, ma scusi, ma lei è commissario lì da quante ore? Perché non è che può rappresentare così dopo 3 anni e mezzo di gestione. Lasci stare, perché uno potrebbe dire pure... Dopo 3 anni e mezzo di gestione mi pare un po'... Io sto parlando in generale, poi se dobbiamo trovare il capo espiatorio, uno potrebbe pure dire, scusa, ma la regione perché non è intervenuta su queste cose? Per stare in quel filone gli mancava da dire al caro commissario che nel piano delle assunzioni all'ASP di Reggio Calabria ha autorizzato 3 accalappiacani, mentre i pronto soccorsi sono in una condizione che 3 accalappiacani che ha fatto ridere il mondo. Però il fatto delle TAC, 3 accalappiacani, le TAC ce le ho comprate da 4 anni, non riusciamo a mettere. No, a dire la verità non l'ha comprata, perché se qualcuno ha memoria lunga si voleva trasferire 3 risonanze magnetiche da Cosenza a Reggio Calabria e c'è stata anche una fortissima tensione. Allora a Reggio Calabria era commissario, nemmeno direttore, il dottore Brancati, gli è stato dato input per acquistare 3 risonanze magnetiche. Devo mandare la pubblicità, però una cosa la devo dire, una provincia con 750.000 abitanti non ha una cardiologia, un intervento di cardiochirurgia, non c'è un reparto di cardiochirurgia. È possibile? Rispondiamo dopo. Rispondi? Dopo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in diretta, Massimo, avanti. Allora, che stavo dicendo? No, perché adesso stiamo parlando fuori durante la pubblicità. No, stavo dicendo, ecco, però Scura, al di là delle prese di posizione, una cosa la dice, no? È aumentata in maniera incredibile la migrazione sanitaria. Il problema vero è che la gente non va fuori per farsi grandi interventi. A che sappia io, anche i piccoli interventi uno preferisce andare fuori, perché non c'è l'offerta sanitaria. Io penso alle popolazioni, per esempio l'Alto Tirreno, no? C'è Preammari che è una scatola vuota, quindi dove si va? In Basilicata, anche per cose piccole. Ritengo, e questo lo chiedo a Pacienza del suo territorio, che anche nell'Alto Ionio succeda qualcosa del genere. Un cittadino di Rocca Imperiale, anche un'ulcera, una cosa che non può programmare, va a Policoro. Un cittadino che abita a Canna, per esempio. Canna, Oriolo. Non ne parliamo. Allora qua Scura vi lancia, non so se ha torto o ragione, un atto d'accusa pesante. Dice, ma sul piano di riorganizzazione del territorio non è stato fatto niente. I nuovi ospedali forse meriterebbero un discorso a parte, che sono fermi dal 2004, però voglio dire, i piccoli ospedali di territorio, mi pare che sia tutto fermo, o sbaglio? Questa è una domanda, Massimo, no? Allora, qua possiamo fare tradotto, commissario Paravento, e il resto la regione inadempiente.
Ma no, dovremmo trovare, come dire, sì, un punto, perché volevo concludere dicendo sì. una cosa che non è che io prima chiedevo chi gliel'ha fatta fare, era chiaramente una provocazione, nel senso che volevo dire, ma Oliverio, faccio la domanda in maniera ancora più esplicita, perché insiste tanto nel voler gestire la sanità? Dal momento in cui, come ha fatto rilevare Attilio, la Regione, un piano sanitario, un contropiano a quello del commissario, non l'ha mai fatto. Non ce l'ha. Non ce l'ha, e quindi se domani diventa commissario, da dove parte? Io questo non ho capito. Si parte da quello che ha fatto Scura. E quindi ricominciamo. Quindi perché? I perché ce li dobbiamo chiedere, sono sempre Il importanti. perché no, non il perché sì. Nel senso che Oliverio è stato eletto dentro un sistema istituzionale che prevedeva la coincidenza tra Presidente della Regione e Commissario della Sanità. 15 giorni dopo si è trovato dentro un altro scenario. Quindi perché no? Io chiederei, diciamo, di argomentare non perché sì, perché lui ha chiesto e ha ottenuto un mandato di governo anche per la sanità. Poi si è trovato in uno scenario che di fatto, diciamo, gli ha impedito in questi 4 anni di poter esercitare una funzione di governo che non sarebbe stata e non sarebbe una passeggiata, ci mancherebbe, perché chi dovesse avere un approccio, come dire, sbrigativo, facilone, vuol dire che o non conosce la complessità delle questioni oppure si riduce a un po' di propaganda, siccome su questo non c'è né l'uno né l'altro. Rispetto ai 2 riferimenti che si facevano dal punto di vista territoriale, ma è stato un caso che per mettere in moto un qualche servizio a Praia Mare c'è avuto bisogno di TAR, Consiglio di Stato, poi addirittura il commissario ad acta del Ministero della Salute per ottemperare, quando era quasi banale riconoscere che siccome i sistemi sono regionali, in tutte le regioni, ai confini, proprio per evitare una emigrazione, come dire, ordinaria, quasi quotidiana, ognuno tenta di garantire i servizi primari, non le attività complesse, le attività, diciamo, adesso prima entità. No, ma tradotto in soldoni, si è tagliato nelle zone dove non c'era un potere politico forte, dove non c'era presenza politica. Ma questo significa che allora si è tagliato con lo stesso, non si è tagliato con un'idea di programmazione. Oltre ai programmi, perché per esempio la Lucania non ha tagliato ai confini con la Calabria, ha potenziato per avere ci fai i soldi la Lucania con noi. Attenzione, qua qua è storico il discorso. È vero, ma perché c'è qualche posto in Calabria dove la politica è forte? Ma non ci pensiamo proprio, ma dov'è che è forte? No, lui parla di equilibri interni alla regione, ovviamente. È disperatamente forte soltanto quando si tratta di fare traffici, quando si tratta di fare clientela, ma quando si tratta di scelte programmatorie non se ne pone proprio, cerca sempre di lavarsene le mani, perché la decisione di Praia, sapete chi l'ha presa? Sapete chi l'ha presa? Qualcuno all'Agenas che a me personalmente diceva, ma certo che va chiuso, perché vedi come è vicino. C'è tra 20 minuti. Praia è vicinissima a Castrovillari, sì, visto dall'alto è vicinissima a Castrovillari. Cioè questo è stato chi ha tolto dalla linea Praia, quindi voglio dire, il ragionamento qual è? Siamo noi che non riusciamo a fare le cose, a prendere delle decisioni, perché qualche cosa andava chiusa. Ma e poi quando noi abbiamo in mano il pallino, non riusciamo a portarlo avanti. Ma sapete quanti piani di ristrutturazione, nemmeno messi in pratica, sono stati fatti per un ospedale che è centrale, baricentrico di tutta la provincia di Cosenza, quello di San Marco. Andate a chiedere quante volte sono stati fatti progetti su San Marco. Allora, voglio dire, noi abbiamo una incapacità gestionale che è straordinaria. Ecco perché dicevo, il modello gestionale per la Calabria va rivisto tutto. Qui non è possibile che cambia il commissario e cambia tutto, perché avremo sempre qualcuno che rema contro nell'assessorato. Le cose devono funzionare insieme e ci deve essere una norma cogente, stringente, gestionale che obblighi in qualche maniera a rivedere il tutto. Ma il problema è anche un problema anche di macchina, però. Certamente. C'è un problema di macchina, perché se no noi ci prendiamo in giro. La verità va detta fino in fondo. Non va costruito, non va assunto nemmeno il medico in pronto soccorso che ha disperazione, ma va costruita, vanno assunte delle priorità assolute. Un assessorato regionale che voglia lavorare bene, va verificato il lavoro che si fa, vanno fatti i controlli periferici per vedere che se le direttive vengono applicate, e ci deve essere un'omogeneità
di gestione ASL per ASL, perché non è possibile che le cose sono gestite in tanta diversità, in tanta disomogeneità, perché questo crea sostanzialmente mancanza totale di diritto e quindi la gente sostanzialmente pensa, beh, quando finisce il mio turno? E così lascio le cose a quello che viene dopo e così andiamo avanti, perché la vita, che poi abbiamo avuto delle realtà terribili, perché intanto il mondo va avanti, quindi per esempio abbiamo una informatizzazione selvaggia. Che vuol dire selvaggia? Selvaggia significa che spesso va via la luce, e se va via la luce devi riattivare un computer, spesso un esame lo devi richiedere con un programma e l'altro esame che dovrebbe essere collegato con un altro esame addirittura in un altro piano, addirittura su un altro computer. Perché? Perché l'obiettivo era portare sulla carta il risultato di aver informatizzato, qual è la qualità di questa informatizzazione sotto gli occhi di tutti, con una mancata compliance da parte dell'operatore che non parla, non grida, non protesta, per tutti i meccanismi che dicevo prima, perché non ha nemmeno garanzie di protestare, ma oggettivamente con scarsezza di qualità. Quel salto qualitativo che noi dovremmo avere, avremmo dovuto avere dall'informatizzazione, selvaggia come è stata, non c'è stato. Quindi noi perdiamo continuamente delle chance che dovremmo avere e allora dico, è assolutamente necessario che ci sia, io mi faccio un appello al governo centrale, perché al di là del colore politico mi interessa poco, a me mi interessa il governo. Si deve rendere conto che questo modello organizzativo così del genere bifronte non può funzionare, un presidente e un commissario deve risolvere il problema con qualche norma, perché mi rendo perfettamente conto che nella sanità la discrezionalità è enorme, quindi è possibile che in una realtà come la Calabria questo significa fare clientelismo, quindi in qualche maniera anche qualche norma che blocchi o che renda più difficile questa disomogeneità è un controllo periferico della realtà. Non si possono applicare i contratti, le leggi, i regolamenti e quant'altro in maniera così disomogenea nella stessa ASL magari in un ospedale rispetto all'altro. Sì, su questo è perfettamente d'accordo. Su questa parte considerato anche la così come va chiarita questa questione, per esempio alcuni ospedali sono di competenza del territorio, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Medicina del territorio fa medicina del territorio, l'azienda ospedaliera deve fare l'azienda ospedaliera, quindi tutti gli ospedali che poi devono essere messi in rete, ammesso che funzioni quella rete, Corcioni, ammesso che funzioni quella rete, ho capito, ma mica possiamo continuare. Io non mi affeziono a nessuna soluzione, mi rendo conto che c'è bisogno, ma questo è un problema, degli interventi normativi che consentono, per esempio questa potrebbe essere un'idea, ma se non si fa un meccanismo di controllo della direzione. Intanto ci deve essere un cervello che programmi, un controllo di questo programma, può essere un'idea quella di mettere in rete i vari ospedali in un'unica gestione, ma non è la soluzione del problema, perché già sto cominciando a vedere benissimo, così la mobilità viene con la telefonata, nessuna regola, perfetto, e quindi facciamo meglio clientela, quindi attenzione, ogni cosa in Calabria ha sempre un effetto collaterale e quindi dobbiamo stare molto attenti nel fare degli interventi normativi. Però io insisto sul punto che dicevo prima, che insomma io ho l'impressione, correggetemi se sbaglio, che su questo piano di rientro a un certo punto è come se si fosse fermato, no? Chiudiamo gli ospedali inutili e poi il nulla. E poi il nulla, certo. Non si è creato nulla, e torna alla domanda, possibile che non riusciamo a potenziare Praia a Mare, possibile che è Cariati l'ospedale, non si capisce che fine fa per parlare. Se la precedente gestione nell'ASL di Cosenza, per esempio, ha comprato delle tacche e delle risonanze, alcune non funzionano, perché la regione non conta ragione? No, le risonanze sono entrate in funzione. Perché non so se è colpa della regione o della commissione. Tant'è vero che adesso sono dall'ospedale. Non è vero. Perché se c'era un luogo che era impraticabile, si allagava, e come no? Il problema qual è? Che nel frattempo si allagava, quindi si trova il luogo, perché è diverso. Ma nelle more che troviamo perché siccome quella stanza non va bene, non si può. No, ma nelle more che si trova il luogo, no? Si può attivare la struttura. Però ha ragione Corcione, cioè non si può stare, compriamo delle attrezzature che servono e poi non li mettiamo in funzione. Allora, siccome io questa cosetta l'ho seguita, è stata fatta una gara Consip per l'acquisto e c'è stata una dimenticanza. Non si è previsto il luogo dove allocare
questa strumentazione. Ci è voluto una fa ridere questa cosa. No, è drammatica. È drammatica, fa ridere nella sua Ci è voluta una drammaticità. seconda gara per definire i luoghi fisici dove allocare queste attrezzature, che non sono poi Ma attrezzature. quale padre di famiglia compra un armadio e poi pensa adesso dove lo metto? Certo. Cioè, come funziona questa? Certo. No, non è una critica a lei, No, voglio dire, siccome è una è in storia generale. che giustamente, come dice vero. Corsoni, che risale al Succede, 2000. succede come quel passaggio che ha fatto Scula, dice: ho comprato 4 risonanze magnetiche, sono lì, sono ferme, non sono mai state montate. O come La quello che hai stessa scritto cosa, tu nel cioè. libro delle sale operatori che non ci passano le barelle, insomma. Gli ascensori Abbiamo il tuo libro. Succede. Dico, la sanità mi pare che Succede, ma anziché questi produrre ospedali- offerta sanitaria, qua in Calabria produce solo paradossi. Per esempio gli ospedali Ma di non è possibile. Allora, la l'ospedale di domanda diventa: Cosenza. la prima stagione del regionalismo calabrese ha fallito su questa gestione. Io non ho dubbi. Ho capito. In mezzo è venuta una gestione commissariale che ormai fa Che ha fallito pure. il decennio. E quindi no? come ne usciamo? Allora, si tratta di interrogarsi su come andare avanti, siccome io non penso che si può dire chiudiamo la partita. Come andare avanti? Io penso che questa sia la stagione giusta, perché anche Sirene Romani, nell'ultima fase il ministro Lorenzin in ogni occasione diceva: la stagione dei commissari è finita, la stagione dei piani di rientro è finita. Ora, siccome lo scenario complessivo dà questa traiettoria, io sono preoccupato se dovessimo rimanere gli unici con il cerino in mano. È probabile, Questo è il è risultato. probabile, è probabile, questo è assai probabile. Corcioni le ha detto la Corcioni, ricetta, secondo sei me. No, probabile. bisogna Lo- tornare a una gestione statale della sanità. Non ci sono dubbi su questo, io sono convinto da sempre. Questa è l'unica ricetta. Ma anche lì il Diamo referendum uno ha fallito sguardo, su questo paese. diamo uno sguardo invece a quelli che sono Vero, gli vale, ospedali. la riforma costituzionale. Scusate, con la chiusura degli ospedali in periferia, Cosenza si trova a gestire un bel po' di Infatti, roba, dicevo, ma è attrezzato chi per è questo. che soffre? Soffrono i cittadini innanzitutto e gli operatori sanitari. Quando parlo di operatori sanitari, dove c'è l'afflusso maggiore, quindi l'ospedale di Cosenza è uno e fra questi, dove c'è il maggior afflusso, quindi non c'è dubbio che l'operatore sanitario, dal Fiumine negli Os al Primo dei Primani, non c'è dubbio che è una sofferenza continua per tutta una serie di motivi. E per esempio voglio dire, proprio la incapacità gestionale si vede nel fatto di vedere un ospedale pieno di cantieri, un ospedale di 70 anni, e un dibattito sui giornali dove facciamo l'ospedale nuovo. Quindi è un qualche cosa di paradossale, quando meno, perché stiamo spendendo e investendo tante di quelle risorse che la qual cosa renderà impossibile oggettivamente. Ne avremmo già costruito una decina di ospedali. È sostenibile certo. un ospedale nuovo, che non c'è dubbio vada fatto. Ma l'ospedale... Perché attenzione, l'ospedale è difficile restaurarlo. Per dire che non è possibile, perché sì, si possono adeguare alcuni macchinari, eccetera, però il percorso assistenziale, se è concepito 70 anni fa, non è quello di oggi. No. Persino le patologie sono cambiate, quindi non c'è dubbio che va ricostruito nuovo, ma noi qua siamo ancora nella fase del dibattito, anche lì abbiamo un giallo bifronte tra un sindaco e un presidente che litigano su dove si deve fare. Ma qui è No, in realtà non si litiga, non si fa litiga. niente. Si discute proprio. Non si litiga, nel senso che si è condiviso un percorso, poi l'esito del percorso non è andato a buon fine per taluni e si vuole interrompere. E quindi alla fine ma se si fa uno studio di fattibilità e si condivide di affidarsi ad uno studio di fattibilità, non è che si può contestare l'esito. Io voglio chiedere a si spendono 400.000 euro per studi fattibilità. Io chiedo a Corcione se attualmente l'ospedale dell'Annunziata, il carico di lavoro che ha, è attrezzato, può rispondere. Sicuramente ha fatto anche molti passi avanti. Sicuramente ha fatto anche molti passi avanti, perché peraltro negli ultimi tempi, parlo degli ultimi proprio mesi o anni, diciamo un anno e mezzo, anche dal punto di vista occupazionale, anche dal punto di vista di risorse umane, le cose sono a lunga migliorate, perché è vero che c'è un blocco del turnover, ma è pur vero che parzialmente è stato sbloccato, è pur vero che in qualche maniera c'è una maggiore, voglio dire, sveltezza nel fare i concorsi, non si è inceppati come da altre parti. Su questo è oggettivo e si vede, quindi c'è poco da sostenere. Però il modello non può essere quello nel nostro piccolo calabrese di creare la piccola Lombardia in una Calabria, cioè che noi ci pigliamo i malati degli altri. Non può essere così. Cioè, la provincia deve rispondere, cioè nel senso che deve avere un'offerta sanitaria sufficiente alle proprie necessità, e noi dobbiamo fare un secondo livello. Qua c'è il rischio che facciamo il sottoprimo livello. Il
sotto primo livello, per poi arrivare al secondo e terzo, che ovviamente vengono penalizzati. Quindi il problema nella sanità ci devono essere dei numeri sufficienti per poter riorganizzare. Da soli, per quanti sforzi si possano fare, ovviamente le difficoltà si vedono, insomma, e quindi è oggettivo come tale. Due parole sulla prospettiva. Siamo Posso? in chiusura, sì, proprio un minuto. Io spero, noi ci lavoreremo, da qui a qualche settimana comincerà la discussione sulla legge finanziaria. Noi stiamo vedendo come, dal punto di vista normativo, considerato che buona parte delle regioni ormai sono chi fuori, chi prossimo ad uscire fuori dal piano di rientro, siccome dentro l'architettura dei piani di rientro ci sono anche le procedure cosiddette di affiancamento. Cioè una regione non è, tra virgolette, normale, ma non è nemmeno in piano di rientro. Sono state esperienze. La Liguria, il Piemonte hanno avuto fasi di affiancamento in cui c'è un controllo, diciamo, centrale, ma c'è una gestione periferica a livello degli enti locali preposti. Quindi da questo punto di vista tendere verso un sistema ordinario. Seconda questione. Qualche giorno fa è stato depositato in Consiglio regionale un disegno di legge per l'integrazione tra l'azienda universitaria calabrese e l'ospedale pugliese Ciaccio. Questa cosa era in programma da minimo 15 anni. Sì. Perché anche in questo noi dobbiamo, come dire, avere contezza da dove partiamo. Dentro questo percorso noi prevediamo un disegno di legge ulteriore, perché non poteva avvenire nella stessa norma, perché quella è una norma a sé stante che deve rafforzare, risottolineo, lei può pure non condividere che c'entra una specializzazione, ma un sistema che non fa i conti con ricerca, con innovazione, è un sistema destinato a essere sempre subalterno. Sempre subalterno. Il dubbio è un altro. Noi prevediamo non è questo. Un'altra norma affiancante che prevede l'estensione delle competenze delle aziende ospedaliere sugli ospedali SPOC, non su tutti gli ospedali, sugli ospedali SPOC, per completare la rete ospedaliera. Dobbiamo assolutamente chiudere perché il tempo a disposizione è terminato. Io vi ringrazio. Sperando di aver... L'avevo detto che ci volevano 10 trasmissioni, perché non abbiamo parlato del personale, dei nuovi ospedali. Una battuta la puoi fare sul personale, proprio un flash. Il personale capisco che, come dire, oberato, vessato da turni massacrati, 10 secondi, cioè, però molto spesso io riscontro una scarsa disponibilità del personale, anche al sacrificio, no? Prima parlavamo ad esempio delle ostetriche, chiudono ospedali di periferia, le ostetriche a Cosenza non ci vogliono venire, succede una guerra. C'è la neve. C'è la neve. Allora. Sì, non c'è dubbio che in questa situazione è chiaro che... mancanza di regole. La mancanza di governo spiccio del sistema e le telefonate continue. Io dicevo una volta in una trasmissione, chi comanda non dovrebbe avere il cellulare mai. Dovrebbe avere un numero riservatissimo soltanto per le telefonate importanti, perché è chiaro che succede questo. È evidente che noi abbiamo in tutto questo caos il fenomeno gravissimo degli imboscati, che prima del piano di rientro ed oggi forse è aumentato, non si è certo ridotto. Bene, grazie a Franco Pacienza, grazie a Eugenio Corcione. Massimo, ci vediamo, arrivederci. Prossimamente, arrivederci. Vabbè. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!